Treviso terra di mutualità, di solidarietà, di cooperazione, oggi anche di anniversari. Le prime casse rurali laiche, ma soprattutto cattoliche, nascono a fine Ottocento nelle sacrestie all'ombra dei campanili. E i soci sono persone umili, lavoratori onesti, volenterosi, decisi a riscattare la propria famiglia e la propria attività dal dilagare della miseria. Siamo nella Sala del Paradiso a Piove di Sacco, dove il 2 settembre 1894 veniva fondata da 53 soci insieme al parroco la prima cassa rurale di Piove di Sacco. Qual è il contesto in cui sono nate le prime casse rurali? La nostra zona era abitata in grande maggioranza da contadini e la situazione sociale era estremamente precaria perché bastava un'alluvione oppure un anno di siccità e i nostri coloni, i nostri agricoltori non avevano neanche i soldi per comprare le sementi per l'anno successivo. È chiaro che cadevano in mano quindi agli usurai. E quindi le poche proprietà che avevano erano sempre a rischio, per cui nascono proprio in questo contesto storico qua, quindi siamo fra il 1885 e il 1900 e spesso sono proprio preti che si danno i parroci che si impegnano per cercare di salvaguardare anche l'indipendenza economica e morale di queste popolazioni. Le prime casse rurali nascono proprio qui nell'Alto Padovano e rapidamente si diffondono. E il grande pioniere di questo è stato Wallenborg, che è anche un grande economista, è stato anche ministro col governo Zanardelli. Poi ci sarà il Cerruti, che era il parroco di Gambarare, che invece darà una svolta e farà nascere la prima banca rurale cattolica. Chi erano i soci che costituirono la prima cassa rurale qui di Piove di Sacco? Allora, i due promotori sono stati il nostro Monsignor Roberto Coin e il conte Prospero Radini Tedeschi, sulla strada aperta da Monsignor Luigi Cerruti, che è stato proprio l'apostolo delle casse rurali cattoliche. Hanno iniziato a fondare questa cassa dove, scegliendo queste persone che, anche se erano di modesta origine, erano persone però leali, oneste e dovevano abitare a Piove di Sacco, hanno potuto dare ai soci e anche agli altri sottoscrittori la possibilità di avere il denaro ad un prezzo accessibilissimo. Ma perché costituirono questa cassa rurale? La prima risposta che le posso dare è che la usura era dilagante. Presidente, cosa si propongono di fare in questo momento le banche di credito cooperativo, anche alla luce della loro storia? Beh, diciamo che alla luce della loro storia trovare l'infa vitale quotidiana proprio da quelli che sono i valori che le hanno contraddistinte da sempre, no? Ovviamente dobbiamo lavorare bene, essere di esempio anche noi, determinati valori che sono stati quelli fondanti della banca parecchi anni fa, dobbiamo assimilarli, viverli, crederci, allora saremo credibili di fronte ai nostri interlocutori. Perché siamo ancora qua dopo 125 anni? Proprio per la formula della componente cooperativa. Non siamo una SPA che può essere scalata, un soggetto che può essere venduto, è un soggetto che appartiene a un territorio, di proprietà del territorio e rimane del territorio. Questo è un grande valore. Cosa può fare la politica? Oggi la politica deve guardare concretamente a quelli che sono i bisogni e le richieste dei nostri territori, delle nostre aziende, delle nostre famiglie. La banca di credito cooperativo sta dando ancora queste risposte, altre banche non le danno. Bisogna rivedere forse il sistema e credo che questo sia un grande interrogativo fondamentale importante per i prossimi anni.